14 maggio 1948. Nasce lo Stato di Israele. La risoluzione 181 delle Nazioni Unite del 29 novembre 1947 sanciva, allo scadere del mandato britannico il 15 maggio 1948, la nascita di due stati sul territorio palestinese, uno arabo e l'altro ebraico. Gli arabi non accettano la risoluzione e così, con una dichiarazione unilaterale di Ben Gurion e dei leader della popolazione ebraica in Palestina, lo Stato israeliano nasce con un giorno d'anticipo rispetto a quanto stabilito dalla risoluzione delle Nazioni Unite e 24 ore prima della partenza delle truppe britanniche. Il giorno dopo scadeva il mandato britannico e i soldati inglesi si accingevano ad abbandonare la Palestina. Dopo la risoluzione del 29 novembre 1947, approvata dalle Nazioni Unite, secondo la quale sul territorio palestinese sarebbe nato anche uno Stato ebraico indipendente. Tutto era stato segretamente preparato affinché la proclamazione del nuovo Stato di Israele avvenisse proprio quel venerdì, anzi qualche ora prima dell'inizio dello Shabbat, cioè il giorno del riposo ebraico. Ben Gurion uscì di casa poco dopo le 14 e si recò al palazzo del museo di Tel Aviv, ove attendevano gli altri capi ebrei. Con voce rotta dall'emozione, Ben Gurion lesse la proclamazione dello Stato. La notizia giunse di sorpresa in ogni angolo della Palestina, da Tel Aviv ai più lontani kibbuzim di frontiera. La commozione popolare si fondeva con i numerosi motivi di inquietudine che accompagnavano sul piano politico la nascita del nuovo Stato. Ringrazio Iddio per avermi prescelto al privilegio di annunziare al mio popolo la nascita dello Stato. All'inizio del XIX secolo abbiamo compreso che le preghiere non bastavano e da allora ci siamo rimboccati le maniche, costruendo lo Stato di Israele. La data di nascita ufficiale risale soltanto al 1948, ma sono del parere che lo Stato di Israele sia nato 99 anni fa, cioè quando un pugno di pionieri comprarono per pochi soldi un terreno nei pressi di Jaffa e vi costruirono la prima scuola di agricoltura. Nessuno può capire che cosa oggi questo Stato rappresenti per noi. È come una famiglia per chi non l'ha mai avuta. È come un letto per chi ha sempre dormito sulla terra. È come una coperta e un po' di fuoco per chi ha trascorso una lunga e fredda notte all'aperto. Io ho fatto il mio tempo in politica. Oggi sono soltanto un privato cittadino che si occupa di ricerche storiche.